Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti. Siamo ancora qua con il professor Maggi. E con Lorenzo Malangon e il mio Vatte. Non lo confondere. Credo si presta un'ironia. Però giuro che mi era venuto dopo. Credo si presta un'ironia dove chi vuole aggiunge un R, ma è meglio. Ma no, giuro che non era nelle mie. Che poi vuol dire acqua. Tra l'altro. Water vuol dire. E il sovrappiù ancora, vabbè, ma questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia. Lorenzo, qua. Professor Maggi, mi dica. Lei è sempre così attento sempre occupato alle cose dell'Europa. No, di solito sono attento alle cose del Basso Polesine. Sì, lei lo sai che sono Basso Polesine eccentrico, però ogni tanto mi allargo. Vento di destra in Europa. Sì, è un vento. Da preoccuparsi o possiamo stare tranquilli? Moderatamente Moderatamente preoccupato. Preoccuparsi, no, per l'affermazione dei partiti neonazisti, non per altro. Ma perché si cerca di sdoganare una cosa che era un tabù fino a ieri, specialmente in Germania? Sai che io ho una figlia che abita in Germania da 10 anni. 10 anni fa parlare di nazismo, a Berlino in particolare, era come parlare di Satana. E lo è ancora. Non è vero, invece io te lo dico perché un po' meno, però specialmente a Berlino c'è un ritorno su molte cose di pseudo-nazismo. Ecco quella parte che onestamente non piace e non preoccupa, perché vuol dire anche antisemitismo, però fanno comodo ai partiti di destra che ambiscono a governare anche gli estremismi. Secondo me è un fattore che non fa comodo, perché crea una reazione uguale al contrario. E perché allora non si staccano? Non so, in Italia qualche gruppo di estrema destra cosa può portare? L'1%, il 2%, ma alla grandissima, l'abbiamo sempre dimostrato in tutte le votazioni. Non converrebbe proprio andare contro questo gruppo, dico in particolar modo Fratelli d'Italia, e cancellare decisamente e definitivamente questa branchia di estrema destra? O gli fa comodo? Ma no, non gli fa comodo. L'ultima destra che rimane con tratti molto pericolosi e in parte ambigui è quella di Casa Pound and Company, quindi bisogna però lei parla di vento, mi permetta di contraddirla, mi permetta di dirle una cosa: fra qualche giorno si voterà in Gran Bretagna. I sondaggi, di cui sempre bisogna lavorare con modo distaccato, perché non si sa, però i sondaggi dicono che stravincerà o vincerà di gran lunga la componente dei laburisti dopo 14 anni di opposizione. E quindi? E quindi il vento di destra c'è stato in Italia, c'è stato adesso in Francia, c'è un vento di sinistra in Gran Bretagna, a dimostrazione che non è così omogenea la faccenda. Facciamo una battuta, è una rosa di venti. Però sì, è vero, allora il punto di riferimento specialmente per l'Europa è sempre l'America. L'America sta andando verso Trump, anche perché non sono riusciti a mettere un antagonista decente, specialmente in questo momento Biden è effettivamente improponibile, perlomeno da quanto sappiamo noi della stampa europea. Da quello che si vede. Da quello che si vede, esatto. E quindi una parvenza di vento di destra in America, che è sempre il nostro punto di riferimento, c'è. E perché, secondo te? Perché la gente si butta Ma bene. Cosa trova e cosa cerca nella destra? Nell'alternanza. Solo nell'alternanza oppure c'è questo bisogno di... Rovigo ha avuto per 5 anni un sindaco di sinistra, adesso è stata eletta una sindachessa, un sindaco di centrodestra, quindi l'alternanza è il sale della democrazia. Però secondo te perché in Italia, per esempio, di solito chi è al governo perde voti? Perché in Italia, abbiamo visto dalle europee, siamo riusciti a non avere questo gap? Le europee incidono
sul mercato politico italiano in modo molto forte, però mi consente, non lasciano mai il segno, perché sono, potremmo dirlo, diciamo la verità, inframmezzati temporalmente rispetto al resto. Il massimo dei voti che prese Renzi lo prese alle europee, ma dopo 2 anni perse il referendum. Perché? Tu che sei un fine analista. Ha perso il referendum perché ha voluto sfidare gli italiani. Se fosse possibile consiglierei la Meloni di non sfidare gli italiani sul referendum della modifica costituzionale, perché quando si sfidano gli italiani, conosco solo uno della grande politica che sfidando E chi sarebbe? Perché io. Bettino Craxi. Però anche lui. Anni dopo, ma nel 1984-85 il famoso referendum sulla scala mobile, lui sfidò il Partito Comunista Enrico Berlinguer, ma però sfidò anche un po' gli italiani a dire guarda che io faccio questo, e invece Renzi poi Craxi sfidò gli italiani sulla preferenza unica e prese un'imbarcata da cui non si tirò più su. Io ho un altro giudizio, apriamo un altro link. Sì. Io intervistai una volta Marina Ripa di Meana, che era molto amica di Craxi, e diceva che Sigonella fu il momento della decadenza di Craxi, cioè fu imposto dall'America che Craxi non doveva più essere il Craxi vincente. Mi permetto di... Io te la giro come l'avrei venduta. No, ma è un'analisi abbastanza importante da una parte e impegnativa anche, quindi che non certo io da taglio di po' posso fare. Sigonella di che anno è, ti ricordi? Deve essere dell'85. 84-85. Sì. La caduta di Craxi è 7 anni dopo. Quindi dici, però sai... Vuol dire allora che i funzionari americani si ricordarono della vicenda per poi colpirlo. Ti dirò che è una teoria che hanno tante persone, tantissime, peraltro anche suggestiva, molto suggestiva. Però non si può negare che Craxi dimostrò di avere, scusate l'espressione, due attributi così, perché lui sapeva di avere ragione dal suo punto di vista e non cedette alla misura della forza del grande alleato, il quale ti obbligava a fare quello che voleva lui. Insomma, in quella occasione dimostrò di essere un Presidente del Consiglio con grandi attributi. Ciò nonostante, perché era considerato un grande antipatico? Ma probabilmente perché lo era. No, però hai parlato prima anche di Renzi. Cioè, quanto può incidere sulla figura di un politico la sua simpatia, proprio l'empatia con... Allora, che non dovrebbe, in teoria. No, però c'è una cosa che bisogna riconoscere. Quando dicono quel signore è un uomo, quella donna è un uomo una donna di carattere. Di solito si confondere, è una donna di carattere perché ce l'ha, perché di solito non ha carattere, quindi la determinazione è uno degli elementi positivi con i quali ci si confronta quando uno governa, in teoria. Poi sai, ci sono dei fattori che attengono alla caratteristica personale, e Craxi probabilmente risultava più che antipatico arrogante per il suo modo di fare, probabilmente in parte lo era. Mentre nessuno ha mai detto a Berlusconi che era arrogante, né che era antipatico, perché si sforzava di non esserlo, anzi di... Anche se un po' arrogante lo era. No, era un uomo di potere, e quindi quando affermi, sai, se affermi la tua personalità sei un arrogante, se non la affermi dicono che sei un budino, senza cosa. Quindi, nei due casi non rispondo da democristiano, ma in medium stat virtus, cioè certamente Forlani, nessuno ha mai detto che Forlani era un arrogante, questo sì, nessuno ha mai detto che Forlani era un arrogante. Ecco, e poi ti chiudo con le domande storiche. Sempre ai suoi ordini.
E nella Democrazia Cristiana chi era l'arrogante? Fanfani? Fanfani era un uomo di una personalità fortissima e passava anche per un arrogante, ma negli anni 50 lo erano in tanti. De Gasperi non lo era proprio, ma Fanfani passava per un uomo non toscano, toscanaccio, un aretino, quindi determinato. Io ho conosciuto a un pranzo Amintore Fanfani quando era presidente del Consiglio, penso, e il senatore Bisaglia organizzò un pranzo con tutta in un ristorante che allora esisteva, era il miglior ristorante di Roma, si chiamava I Tre Pini, e organizzò con tutta la direzione un pranzo, e me lo ricordo perché c'era Fanfani, era ragazzino, era piccolo ma era un gigante della politica, e mi ricordo che andai da Fanfani a portargli la rivista del movimento giovanile delle Amici dove avevamo un periodico, e quando mi avvicino gli ero molto dico: avete anche un mensile dei giovani bravissimi. E allora Bisaglia gli dice: ti presento il più bravo delegato provinciale d'Italia. Dico: senatore, non è così. E l'altro mi fece un sacco di complimenti. Fu l'unica volta che conobbi Fanfani, ma è un uomo che poteva timore. Spandeva personalità. Ah sì? Nonostante fosse molto piccolo. Era molto piccolo, ma era sai, quando dicono che nella storia della DC ci sono stati due grandi cavalli di razza, la storia d'Italia, due grandi cavalli di razza, Moro e Fanfani dicono la verità, tutti gli altri molto più sotto. Vabbè, ne parleremo. Professore, lei è sempre un acuto. Quando fai i ricordi anche perché io che non l'ho vissuti, però nel mio piccolo rimpiango la Prima Repubblica, non so perché in Sto finendo di leggere un bel libro di uno scrittore che si chiama Franchi, su Gianni De Michelis, L'Irregolare, carino, molto carino. Sì. La storia del Veneto anche. L'hai conosciuto tu? De Michelis? De Michelis sì. Grande viver. Molto fugacemente. Quella lì è una fama usurpata. Ma era lui che l'alimentava? Sì, la alimentava, non è che... Al suo amico mio. Alla tua.